Tutto pronto a Cormons per la festa in piazza nella notte di San Silvestro, che saluterà, profezia dei Maya permettendo, l'anno nuovo. Finalmente un modo per dare una mano ai commercianti. Invece, le dichiarazioni dell'assessore comunale di competenza Paolo Nardin, rilasciate alla stampa locale su come si svolgerà la festa, hanno subito scatenato un putiferio a 360 gradi. Il contendere, i botti. Se da una parte il rappresentante amministrativo dichiara illegittimi i botti sparati per strada senza prevenzione con il serio rischio di far male a qualcuno, operazione ampiamente elogiata, dall'altra lo stesso vieta che si saluti il nuovo anno con i botti ufficiali e legali messi a disposizione dagli organizzatori, lasciando carta bianca ai privati. Questo perché secondo lui i botti provocano rumore e fastidio verso alcune persone e animali. Un clamoroso autogol, caro assessore, perché la legge vale per tutti e non solo per alcuni. Con tutto l'affetto, la stima e la simpatia che io nutro nei suoi confronti, tale esternazione per mezzo stampa porta a dire: i commercianti a Cormons attaccano la crisi, ma Nardin sventa la minaccia. Già l'ex cittadina dell'impero vive un momento difficile a livello commerciale e turistico. Se poi anche chi può ci si mette, allora siamo veramente alla frutta. Qualcuno si arrabbierà? Pazienza. Da semplice cronista di provincia, il voyeurismo non mi si addice. Nella speranza che a qualcuno venga la folgorazione sulla via di Damasco, mettetevi il cuore in pace e via alle danze.